Guerra a Padova dopo la denuncia di una famiglia aggredita in stazione in pieno giorno da un gruppo di pusher, la violenza dopo il rifiuto di acquistare droga. Il colpo e l'arresto immortalati in un video a un 38enne di San Donà di Piave, il rapinatore seriale che per 3 volte ha assaltato la stessa farmacia a Conegliano. Sabato scorso non è andata male, ad aspettarlo ha trovato la polizia. Pauroso incidente nel Vicentino, auto esce fuori strada, finisce in una scarpata e si schianta contro un muro, 3 bambini feriti, 2 sono gravi. Un cacciatore di Trichiana denuncia l'attacco a un suo cane da parte di un lupo, chiesto l'esame sulla carcassa del segugio, se fosse confermata si tratterebbe della prima predazione di un cane nel Bellunese. Una delegazione guidata dal vicepresidente del Senato Calderoli deposita in Cassazione il quesito per proporre il referendum sulla legge elettorale tra le regioni che appoggiano il voto anche il Veneto. 300 ore di lavoro per restaurare le lapidi con gli oltre 800 soldati vicentini caduti nella Grande Guerra, in quelli in Libia, in Spagna e in Africa orientale, il dono dell'associazione Fanti di Albettone. A 56 anni dalla tragedia del Vajont parte l'Assemblaggio di Callalta l'appello per ritrovare tutti i giocatori di calcio che nel campionato 62-63 affrontarono il Longarone il 6 ottobre, la partita della memoria. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, buon inizio anche di settimana. Dunque, in primo piano la polemica, la bufera a Padova dopo il video che ha fatto il giro dei social in queste ore, la denuncia di una famiglia che appunto ha denunciato di essere stata aggredita in pieno giorno a Padova davanti alla stazione da un gruppo di pusher. La colpa di questa famiglia è aver rifiutato di acquistare droga. Le immagini riprese dal telefonino di un residente della zona stazione immortalano i minuti concitati della violenza. Padova, via Bixio, domenica all'ora di pranzo. Una famiglia di origine marocchina, padre, madre e 3 figli piccoli, sta andando a trovare un parente che lavora in un negozio etnico della zona. All'improvviso la loro auto viene accerchiata da un gruppo di 5 nigeriani. Secondo il racconto della famiglia, uno degli stranieri ha cercato di offrire della droga, ma al netto rifiuto è scattata l'aggressione. Il gruppo di spacciatori ha dato in escandescenze, prima hanno infranto il finestrino dell'auto e poi hanno aggredito il capofamiglia mentre la moglie terrorizzata chiamava i soccorsi. Le urla, la confusione, un fuggi generale hanno richiamato l'attenzione dei residenti, esasperati dallo spaccio e dal degrado che si consuma quotidianamente sotto le loro finestre. Poco dopo sono arrivati i carabinieri che hanno cominciato le ricerche del gruppo di 5 nigeriani che però nel frattempo si erano già dileguati. I militari hanno identificato marito e moglie e il parente ha corso in loro aiuto. Uno dei 2 uomini è stato medicato dai medici del 118 per le escoriazioni al braccio riportate durante la violenta colluttazione con gli spacciatori. Dopo la rissa, avviati una serie di controlli in stazione da parte della polizia. Dettagli. Un controllo coordinato in piazzale della stazione, negli esercizi pubblici di tutta la zona, scattato nelle ore immediatamente successive la brutale aggressione di una famiglia di origine marocchina in via Bixio. A condurlo gli agenti della questura di Padova. Nel complesso una quarantina le persone identificate, una ventina gli stranieri con precedenti. Davanti al KFC poi nel tardo pomeriggio sono stati fermati 2 cittadini nigeriani. Uno aveva appena chiesto il permesso di soggiorno, rifiutato dalle autorità. L'altro è stato arrestato per un ordine di carcerazione e portato in carcere. Controlli che sono proseguiti anche in centro città, dove è stato fermato un minorenne che aveva appena rubato un paio di jeans da un negozio. Un altro video che adesso vi mostriamo che riguarda invece il colpo, l'ennesimo, il terzo nella stessa farmacia da parte di un bandito seriale, è il caso di dirlo. Il video immortala il momento del colpo di questo rapinatore, però questa volta, la terza volta, gli è andata male, ha trovato la polizia ed è stato arrestato. Eccolo mentre entra per la terza volta nel giro di neanche 20 giorni nella farmacia dei Colli a Conegliano. Sembra Diabolic, tutto vestito di nero, passamontagna a celare il volto, ma dell'immaginario ladro non ha certo l'astuzia. Il rapinatore seriale arrestato sabato dalla polizia. Tutte le fasi della cattura sono immortalate nel video girato dalla telecamera piazzata nel negozio. L'uomo entra come le altre volte armato di pistola giocattolo. La farmacista, che l'aveva visto dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza,
vigilanza si barrica in ufficio con la sua collaboratrice e chiama il 113. A questo punto entrano in azione i 2 poliziotti che dopo settimane di indagini erano già in servizio di vigilanza in Borghese davanti alla farmacia. Lo bloccano, ne nasce una colluttazione, un poliziotto resta leggermente ferito, ma alla fine il rapinatore viene arrestato. Si tratta di Luca Roberto Pasquino, 38 anni, di San Donà di Piave, rapinatore in trasferta, visto che si è scoperto che sabato scorso, come pare anche per le altre 2 rapine, l'uomo salisse in treno alla stazione di San Donà per raggiungere e razziare la farmacia prescelta. Nella sua abitazione, nascosto in un boschetto a Conegliano, gli agenti del commissariato e della squadra mobile hanno rinvenuto diversi oggetti riferibili alle rapine. Le indagini continuano per verificare se all'uomo, oltre ai 3 alla farmacia di Via Molena, siano riconducibili anche altri colpi. Ancora la cronaca, un'auto che vola per 4 metri fuori strada, il bilancio è di 3 bambini feriti, accaduto a Montebello nel Vicentino. Montebello, spettacolare incidente lungo la strada regionale 11 con un'auto finita fuori strada e un bilancio di 5 feriti, tra cui 3 bambini. Ancora da chiarire le cause dello schianto, ciò che è certo è che il mezzo, con un'intera famiglia a bordo, stava percorrendo durante il pomeriggio la regionale in direzione di San Bonifacio, quando improvvisamente l'auto è uscita di strada, finendo la sua corsa in una scarpata che si trova a lato della carreggiata, con un volo di oltre 4 metri, fermandosi contro il muro di un'azienda. Dei 3 bambini a bordo, 2 di 5 e 8 anni di età, sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Vicenza, dove sono ricoverati in gravi condizioni nel reparto di terapia pediatrica intensiva, mentre il terzo è ricoverato a Verona. Gravi anche le condizioni della madre. Il padre invece è ricoverato ad Arzignano, ma le sue condizioni sarebbero meno delicate. Sul posto il personale del SUEM 118 e la polizia locale di Arzignano per stabilire le cause dell'incidente. Adesso a Venezia, Piazzale Roma, un episodio appunto che ha alzato la tensione in zona, non è la prima volta, nel mirino sono finiti gli autisti degli autobus, ci racconta quanto accaduto Ilaria Marchiori al telefono. Ilaria. Buongiorno da Venezia, ci sono stati attimi di concitazione nella notte tra sabato e domenica a Piazzale Roma intorno all'1. Un uomo infatti è andato in escandescenze piazzandosi davanti ad un autobus a CTV perché voleva bloccarne la partenza. Un tentativo che poi ha ripetuto anche con un altro mezzo, e stiamo parlando delle linee notturne N1 e N2. È stato vano in questi casi il tentativo degli autisti, che sono intervenuti in 3, di riportare la situazione alla normalità, perché l'uomo si sarebbe scagliato proprio contro di loro armeggiando con uno dei tergicristalli e danneggiando gli stessi mezzi. Alla fine sarebbe salito poi su un altro autobus, mentre a CTV aveva chiesto il supporto immediato delle forze dell'ordine, ma quando i carabinieri sono giunti a San Giuliano non sono stati in grado di fermarlo, perché lui aveva già fatto perdere le proprie tracce. Ci sono alcuni e pochi nostri concittadini che purtroppo con arroganza mista di ignoranza si lasciano andare a comportamenti violenti e maleducati, ha denunciato il direttore generale del gruppo AVM Giovanni Seno. Sono gli stessi, ha continuato, che evadono le regole in genere, incluso l'obbligo di pagare il biglietto, o si permettono di vandalizzare mezzi e strutture. Totale solidarietà al nostro marinaio e ai nostri autisti aggrediti, che incontrerò nei prossimi giorni per valutare insieme eventuali denunce, mentre comunque sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Torniamo a parlare del lupo e una denuncia che stavolta viene da un cacciatore. Nel weekend un cane segugio sarebbe stato sbranato proprio da un lupo. La predazione è avvenuta a Tricchiana e il proprietario del cane, un cacciatore del posto, ha chiesto che sui resti dell'animale venga eseguita l'autopsia. L'esame potrebbe svolgersi già in queste ore. Se fosse confermato il condizionale d'obbligo, si tratterebbe della prima predazione di un cane in provincia di Belluno, dopo gli attacchi invece pressoché quotidiani a asini e pecore. Allora staremo a vedere se l'autopsia confermerà quanto accaduto, e quindi il primo episodio di questo genere in provincia di Belluno. Adesso la politica. Come sapete il Consiglio regionale del Veneto ha votato sì per
chiedere un referendum che modifichi la legge elettorale togliendo la quota proporzionale, quindi che modifichi il Rosatellum. Ebbene, è stata la prima il Veneto a votare sì a questo referendum e successivamente sono seguiti Sardegna, Lombardia, Friuli, Piemonte, Abruzzo, Liguria e Basilicata. Quanto bastava per poter andare in Cassazione, ed è avvenuto questa mattina. Una delegazione guidata dal vicepresidente del Senato Calderoli ha depositato in Cassazione il quesito per proporre un referendum sulla legge elettorale. La richiesta prevede di abrogare la parte proporzionale del Rosatellum, quindi in senso totalmente maggioritario. Dunque questa mattina il quesito è stato depositato in Cassazione. Intanto sul fronte del nuovo governo gli artigiani fanno richieste precise per le prossime mosse. Impianti elettrici, condizionatori, elettrodomestici, impianti idraulici e fotovoltaici. Tutti noi abbiamo a che fare con le figure professionali che si occupano di questo, ma spesso non sappiamo che dietro le quinte c'è un mondo di burocrazia, di formazione, di aggiornamento e anche di tasse. La CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, ha già delle aspettative dal nuovo governo per le piccole imprese, a partire dal blocco dell'articolo 10 del decreto crescita. L'articolo 10 parla dello sconto in fattura. È impensabile che per un'azienda artigiana già deve pagare l'8% alla fonte quando fa un lavoro di riqualificazione energetica o di ristrutturazione energetica, doversi accollare il 50% di detrazione fiscale del cliente. Gli artigiani, insomma, piccole aziende con 1, 2, 5 persone, non sono in grado di assorbire questo peso, già devono lavorare da gennaio ad agosto solo per pagare le tasse, secondo uno studio della CNA. Le tasse, un artigiano, sono intorno al 60%. Questo vuol dire far morire gli artigiani, far morire le vere persone che tutti i giorni lavorano con coscienza, con serietà e professionalità. Intanto la tecnologia si evolve, così come le normative. Vediamo la compilazione del nuovo registro F-Gas, la nuova banca dati digitale all'interno della quale noi dovremo inserire tutte le vendite e l'installazione dei nuovi impianti di condizionamento. E si va dai sistemi di ricarica dei veicoli elettrici e ibridi fino agli impianti fotovoltaici, novità green che guardano al futuro. L'impianto fotovoltaico conviene anche perché appunto andiamo a risparmiare energia elettrica, andiamo a produrre energia elettrica pulita. Un esempio, le caldaie. Nel futuro ci saranno e ci sono già caldaie ibride per un miglioramento della classe di efficienza energetica e l'aumento del valore dell'immobile e degli edifici. Il futuro invece prevede sistemi ibridi dove la pompa di calore lavora insieme con la caldaia, quindi l'elettricità come fonte primaria e il gas come alternativa. Adesso parliamo dei prodotti made in Veneto, mentre c'è preoccupazione per i dazi USA, proprio per il made in Veneto e anche per ovviamente il settore vitivinicolo. Sabato c'è stata Caseus Veneti 2019 e dei 49 formaggi premiati ben 24 sono quelli trevigiani, un successo per la marca trevigiana, provincia più premiata tra le 7 del Veneto, e però resta sempre in ballo il caso quote latte. Allora, il governatore veneto Luca Zaia, presente a Caseus Veneti, ha voluto tornare proprio sulla questione quote latte, che è un'altra spada di Damocle per i tanti produttori non solo della marca trevigiana. Sentiamolo. Avevo ragione io, lo dicono due tribunali, quello nazionale e anche quello europeo. Dopo 10 anni hanno sancito che Zaia non rubava i soldi dei cittadini italiani, dei pensionati per pagare le multe delle quote latte, ma i tribunali dicono quello che abbiamo sostenuto noi. Io ho fatto l'unica legge concordata con l'Europa, innanzitutto per far pagare le multe a chi le doveva pagare a interessi legali. Questo non è mai accaduto in Italia, è la mia legge, la famosa legge Zaia. E dall'altro ho fatto fare una commissione di indagine dai carabinieri, non dai miei amici o dai vicini di casa, per dire studiatemi il mondo quote latte e ditemi se i numeri sono giusti o no. I tribunali dicono che hanno ragione i carabinieri nel dire che i numeri sono tutti sbagliati, ciò vuol dire che noi abbiamo pagato una multa per un eccesso di velocità che c'era, ma l'autovelox che ci ha fatto la foto era tarato male. Questa è la tragedia, ciò vuol dire che l'Italia ha pagato 2 miliardi di multe per le quote latte per una macchinetta che faceva le foto e ci sono accorti che era tarata male rispetto al limite di velocità. Questo è quello che è accaduto nelle quote latte, per fare un paragone con le strade. Torniamo alla cronaca adesso, un'operazione antidroga dei carabinieri di Schio e finisce nelle maglie dei controlli un insospettabile operaio. Isola Vicentina, i carabinieri di Schio hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per spaccio di stupefacenti.
Durante il controllo il giovane aveva manifestato un comportamento sospetto. È un 21enne nigeriano che aveva addosso 6 grammi di cocaina e 11 di eroina. A quel punto i militari hanno perquisito anche l'abitazione dell'uomo, trovando 17 grammi e 35 dosi di eroina, oltre a piccole quantità di hashish, marijuana e un altro ovulo di eroina. Inoltre sono stati sequestrati 2 telefoni cellulari, un computer portatile, materiale per confezionare le dosi e 890 euro in contanti, possibile frutto dell'attività di spaccio. Il 21enne, domiciliato a Malo, operaio e incensurato, è stato trasferito in carcere a Vicenza. Restiamo nella provincia iberica ma lasciamo la cronaca, un regalo, la memoria storica di vicentini e dei veneti, restaurate le lapidi che a Monteberico ricordano i vicentini caduti nella Grande Guerra e in altri conflitti di inizio secolo scorso, un dono da parte dell'associazione Fanti di Albettone. 300 ore di lavoro tra luglio e agosto per ripulire e ricolorare le oltre 12.000 lettere che compongono i nomi degli oltre 800 soldati vicentini caduti nella Grande Guerra, in quelle in Libia, in Spagna e in Africa orientale, incisi in 30 lapidi che si trovano al Museo del Risorgimento di Monteberico. Un grandioso lavoro di cesello donato dal fante Alfonso Malandrin della sezione di Albettone, per molti anni marmista, alla memoria di tutti. Io sono italiano, no, giusto? E che credo all'Italia, se anche adesso le un po', però sono sempre un cosa patriottico, giusto? Anche io mi sento italiano e mi sento onorato di aver fatto questo lavoro ai nostri caduti per la guerra. Il restauro precedente risaliva al 1998, alcuni nomi erano diventati illeggibili, indecifrabili. Da qui l'appello della vedova di Marcello Mantovani, storico fondatore nel 1945 della sezione vicentina del Fante e presidente nazionale per 18 anni nel decennale della sua scomparsa. Appello raccolto dalla sezione Fanti di Albettone. Si parla tanto di memoria storica ed è giusto che sia così, perché deve essere sempre viva in noi, per poter trasmettere ai nostri figli e ai nostri nipoti i sacrifici dei nostri padri, che hanno dato a noi oggi, e mi auguro un domani a loro, la possibilità di vivere in serenità, in pace e in democrazia. Cara democrazia, gemma imperfetta, scrive il poeta, i Fanti hanno donato alla città e ai veneti un restauro che Malandrin ha eseguito usando vari tipi di carta vetrata e utensili diamantati, come si fa con le pietre preziose. Qua ci sono i nomi di nonni, di persone che sono morte per rendere l'Italia migliore, e quindi mi piace proprio il fatto che abbiamo riportato alla luce anche proprio la lettura di quei nomi per dare dignità, per dare una storia, per dare luce vera alla storia di queste persone. Per tanti giovani qua che... Ragazzi del 99, sembrano anche prima? Sì, ma gente da 18, 20 anni, 19 morti qua. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Di nuovo in diretta la prima edizione del nostro telegiornale, ripartiamo tornando a parlare del premio Parisi che è stato assegnato sabato sera a Treviso con i 4 vincitori che abbiamo incontrato poco prima della premiazione. L'affresco delle virtù raccontate da Petrarca a fare da cornice alle foto dei vincitori della terza edizione del premio dedicato a Goffredo Parise, giornalista scrittore che da Vicenza vagò per il mondo intero per poi scegliere la riva del Piave per la sua ultima dimora. Terza edizione che ha visto nella splendida cornice del Teatro Trevigiano dal Monaco 4 premiati. Per il reportage televisivo Lisa Iotti, volto di presa diretta su Rai 3. La televisione, come diceva Parise, è una grande possibilità che ci dà di parlare per immagini. No, non credo che ci siano delle qualcosa che vale di più, qualcosa che vale di meno. Certo, fare inchiesta in televisione è diverso che farla sui giornali. Ex equo i premiati per il reportage su carta stampata ad Antonio Armano e Antonio Castaldo. Il primo ha raccontato l'immigrazione delle badanti. Il mondo dell'immigrazione è silenzioso, meno visibile rispetto a quello dei barconi che sbarcano a Lampedusa o nel Mediterraneo, è un mondo invisibile ma che comunque nasconde una sofferenza sia da parte
dalla parte ucraina, ovviamente, di queste persone che abbandonano la famiglia e diventano delle schiavi domestiche, sia anche dalla parte italiana, perché non dimentichiamoci che senza di loro tutta l'assistenza degli anziani in Italia non starebbe in piedi. Diverso più vicino alla nostra terra è il tema dell'altro reportage premiato, protagonisti gli alberi abbattuti in Cadore dalla tempesta Vaia. Il rapporto dell'uomo con la natura dopo una ferita di questo tipo forse si diventa più caldo, più vicino, ed è forse per questo che andare a ripercorrere i sentieri che prima Buzzati e poi Ermanno Olmi hanno fatto proprio in quelle zone poi devastate dal vento tremendo dell'anno scorso poteva avere un senso e dare anche un'indicazione magari per il futuro. Premio speciale per il giornalismo d'inchiesta, che per questo vive sotto scorta. È il caso di Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica che da anni scrive e indaga sul ritorno del fascismo e del nazismo in Italia. Dove andrebbe oggi Parise e qual è il Vietnam di oggi? Il Vietnam di oggi è il nostro paese, dove non c'è una guerra in atto, ma dove secondo me ci sono dei fenomeni di conflitto, di odio, di rabbia, di violenza, che per anni sono restati silenti. Io penso che Parisi oggi andrebbe forse nel profondo Veneto, andrebbe forse a scavare lì oggi, perché forse si accorgerebbe che non c'è bisogno di fare molti chilometri per raccontare un mondo che è un mondo anomalo. A 56 anni dalla tragedia del Vajont parte da San Biagio di Callalta, nella Marca Trevigiana, l'appello per ritrovare tutti i giocatori di calcio che nel campionato 62 e 63 affrontarono il Longarone. San Biagio e Pro Roncade ci sono già riusciti, ora si cercano i giocatori delle altre squadre. L'invito è per ritrovarsi tutti domenica 6 ottobre a Longarone per questa partita della memoria. Voglio vedere se sono capace di trovare quei giocatori che ho giocato contro il Longarone. Longarone Calcio, San Biagio di Callalta, Pro Roncade erano avversari storici nella stagione calcistica 1962-63. La squadra dolomitica venne decimata dall'onda devastante del Vajont. Il trevigiano Raimondo Giuriato ha cercato di ritrovare i sopravvissuti di quella squadra e dopo 55 anni ci è riuscito. L'anno scorso si è giocata la partita della memoria e quest'anno, in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della tragedia, i giocatori di oggi del Longarone torneranno in campo con le maglie di quei giovani calciatori del 1963. Ma stavolta si vuol fare di più. Sono tante le squadre, oltre a San Biagio e Roncade, che in quel campionato sfidarono Longarone. Crocetta, Volpago, Casale, Quarto d'Altino, Silea, Zerotina, Paese, Maserada. Proprio a quei giocatori si rivolgono i sopravvissuti. Facciamo un appello anche alle altre squadre che partecipavano al girone di quell'anno, se qualche giocatore di quelle squadre volesse venire a Longarone. L'appello è quindi agli ex avversari del campionato 62-63 affinché domenica 6 ottobre partecipino alla giornata dedicata al ricordo delle vittime del Vajont. Di quella partita ho un ricordo che mi ha sempre portato, io sono uno che ha fatto carriera, ho giocato a livelli nazionali e ogni volta che scendevo su qualche stadio 10, 20, 30.000 persone mi venivano in mente certi giocatori, che ce n'era un'ala destra che era alla Garrincia, non si riusciva a marcare, è stata una roba che quella per anni e anni lo dicevo, ma che fine avrà fatto, e adesso siamo riusciti. Purtroppo quelli sono mancati, però con quelli che sono rimasti abbiamo ricreato un'amicizia e un rapporto veramente forte. Allora, l'avete visto in sovraimpressione durante il servizio, ma ve lo facciamo rivedere. Chi per mettersi in contatto con i giocatori del girone nel quale giocò il Longarone nel campionato 62-63 si può scrivere alla mail gironelongarone 62-63 @libero.it. Allora si potrà mettersi in contatto con i giocatori del Longarone e quindi ritrovarsi ancora una volta. Questa è la mail per scrivere ai dirigenti del Longarone. Siamo in chiusura, vi ricordo ore 13, fra pochissimo per parlare del taglio del numero dei parlamentari. In studio con noi il senatore del Movimento 5 Stelle Giovanni Endrizzi, Silvia Covolo, deputato Lega, e Maurizio Malo, docente di diritto costituzionale
dell'Università di Padova. Aspettiamo come sempre le vostre telefonate allo 049 490 6054 oppure le vostre domande sulla pagina Facebook di Antena 3. Poi questa sera torna anche 20:10 e torna come ogni lunedì sera Ring, il talk show della politica, come sempre alle 21:15 per discutere un po' delle tematiche più importanti della giornata con Ferdinando Avarino e i suoi ospiti. E adesso vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora presente, sarà un inizio di settimana tutto sommato buono. Vediamo il dettaglio di lunedì 30 settembre. Sul Veneto l'ultimo giorno del mese sarà all'insegna di una stabilità prevalente, anche se non si esclude qualche addensamento sul bellunese, tuttavia senza conseguenze, ampio soleggiamento come vediamo altrove. Temperature anche in lieve aumento, minime tra 14 e 19 gradi, massime comprese invece tra 24 e 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche residuo piovasco al mattino sui rilievi dell'Udinese, sarà ampiamente soleggiato invece sui restanti settori. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime oscillanti invece tra i 22 e i 24 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo ovunque, salvo per qualche nube in più sui settori di confine, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime tra 25 e 26 gradi. Bene, dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antena 3.